Cari telespettatori, rieccoci insieme a Spazio con lo SPI CGIL, parliamo di anziani. Questa volta puntiamo l'accento su un problema sociale grossissimo, la dipendenza da gioco d'azzardo. È più frequente di quel che si pensi, è un prosciugatore di energie mentali perché crea una specie di ipnosi, tra virgolette, nelle persone che lo subiscono, ma soprattutto di energie economiche. Dissipa interi patrimoni individuali e anche familiari. È una piaga diffusa, purtroppo non riguarda soltanto gli anziani, per carità, riguarda anche i giovani e i giovanissimi, quindi è trasversale. Quando però colpisce gli anziani diventa particolarmente difficile anche poi da superare per una serie di ragioni. Per parlare di questo, anche perché se ne sta occupando attivamente, questo in risposta anche alle vostre domande quando abbiamo già accennato questo argomento, c'è lo SPI CGIL qui presente, quindi Rosanna Bettella, ben ritornata qui con noi, della segreteria regionale, e Silvano Felisati, il nostro sociologo, super esperto ormai al riguardo, perché ha un passato e un presente di supporto alle persone che soffrono di questa problematica. Allora, io chiedo anche alla regia di mettere in onda già la prima slide, che così inquadriamo già la fattispecie. Io ho un po' voluto intitolare Stregati dal gioco d'azzardo, perché in realtà diventa quasi una specie di sistema che ti ipnotizza. A che gioco giochiamo? È che cosa? La campagna che state facendo? È la campagna che è appena partita ed è dello SPI CGIL assieme ad Auser, che è un'associazione di volontariato, assieme a Federconsumatori, al SILP della CGIL, che è il sindacato dei poliziotti, e ad Avviso Pubblico, che invece è un'associazione di enti locali e regioni. Presidio della legalità. Quindi più soggetti ci siamo messi insieme perché pensiamo, insomma, che questa condizione così drammatica del gioco d'azzardo patologico, che coinvolge un gran numero di nostri pensionati, sia un tema che spetta anche noi affrontare da più punti di vista. Allora, intanto come inizio abbiamo preparato un questionario perché vogliamo anche capire che percezione c'è del fenomeno, come le persone immaginano o vivono il tema del gioco, perché per molti non è un problema, no? Come dire, parlare di gioco d'azzardo patologico sembra che sia una questione che riguarda poche persone, e invece poi, se poi anche analizzeremo le domande del questionario e poi soprattutto assieme a Silvano Felisati, no, che è il nostro esperto, possiamo ben capire che quando il gioco d'azzardo rappresenta molti più giochi di quelli che pensiamo e coinvolge un numero grandissimo di persone. Ecco, qui vediamo appunto che dice cosa sostanzialmente si intende per gioco d'azzardo. Si parla di slot, gratta e vinci, anche gratta e vinci, certo. Poi Superenalotto, scommesse, giochi di casino e giochi online. Lotto, Superenalotto, scommesse, no? I giochi di casino, i giochi online, quelli che si fanno nelle sale bingo, no? E chiaramente se noi sentiremo dai questionari, dalle risposte che ci daranno le persone, che per esempio alcuni di questi non vengono considerati come gioco d'azzardo, no? Il gratta e vinci, cos'è il gratta e vinci? Vado in tabaccheria, vado a comprare un pacchetto di sigarette oppure il francobollo, no? Mi vedo tutta questa vetrina, no? Qua si sono vinti 10.000 euro, di là si sono vinti 5.000 euro, e quindi uno dice, mi compro un gratta e vinci. Però una volta, 2 volte, 3 volte, poi questa voglia anche, e poi lo spiegherà sempre meglio Silvano Felisati, no, di riempire dei vuoti che comunque sempre di più hanno le persone, porta ad arrivare a situazioni drammatiche per la persona stessa, ma soprattutto anche per le famiglie. Assolutamente, dopo vedremo che cosa anche viene fatto da parte dello SPI CGIL per dare un supporto. Dottore, apriamo questo capitolo che è importante, una dipendenza sostanzialmente, perché fa parte delle dipendenze. Come la inquadriamo questa fattispecie? Intanto aderisco volentieri a questa sensibilità delle CGIL SPI e anche di TV7,
che in qualche modo mette un po' in circolo queste occasioni per parlare del gioco d'azzardo patologico. Proprio perché il gioco patologico, dopo ci spiegherà bene cosa vuol dire. Vede, allora, nella situazione in cui ci troviamo, dove in qualche modo un po' tutti, anche l'anziano, un po' tutti tendiamo un po' di far bella figura con noi stessi, essendo più o meno sinceri, e col mondo esterno, no? Il gioco d'azzardo prende un po' un capitolo omertoso, dove il soggetto, i familiari, fanno non solo molta fatica, ma non hanno nessuna voglia in qualche modo di mettere in luce se c'è questo problema. Ma quando è che nasce il problema? Come diceva appunto la Rosanna del regionale, non solo quando c'è questa voglia, questa occasione di giocherellare, no? Può capitare l'occasione da soli, in compagnia, no? Quando invece, e questo è molto diffuso, perché questo i numeri lo possono dire, perché a livello nazionale oltre che regionale i soldi che circolano sul gioco d'azzardo sono tantissimi, 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 c'è questo più che bisogno e necessità di approcciarsi al gioco. Infatti non è, ed è vero, perché non è l'occasionalità, ma è l'esigenza, una specie di ansia come la sigaretta. No? Allora, come dire, con l'alcol non è che di fronte all'occasione c'è il bicchiere di vino, la bottiglia in compagnia, no, assolutamente. Tutti sono alcolisti. E quando appunto io ho bisogno di questo, allora il bisogno, la dipendenza diventa, uso un termine un po' così, una malattia. Perché una malattia? Non nel senso denigratorio del termine, ecco, malattia, ma è qualche cosa che dentro di me si è fatto proprio e che io non sono più padrone di me stesso. Perché una persona pensa di dire smetto quando voglio e in realtà a quel punto non può più farlo. Intanto che uno lo fa così, preso dal momento, è provare qualsiasi cosa, provo ad andare in motorino, invece qui no. No, ma soprattutto ecco, con la dipendenza è che il soggetto si illude di dire faccio quello che voglio io. Mentre questo purtroppo non è vero. Nel caso di dipendenza da gioco è che fai quello che vuole il gioco. Ma a te questo discorso serve perché ti butti dentro questo? Perché dentro questo mondo di entrare con la dipendenza nel gioco, io in qualche modo sostanzialmente fuggo dalla mia realtà. E quindi nell'ambito della figura, della tipologia dell'anziano, è molto importante perché c'è un discorso molto grosso che potremmo anche approfondirlo quando volete, no? L'anziano come soggetto sociale, nel nostro contesto sociale, in questi ultimi anni, ha delle caratteristiche specifiche e particolari, dove nell'anziano, nella persona che non lavora, perché ha già lavorato, non è occupato, ci sono delle variabili molto importanti che si inseriscono, quali per esempio le nuove forme di solitudine, le nuove forme di non apprezzamento, le nuove forme di emarginazione. Perché l'anziano ha già una famiglia consolidata, se ha una famiglia, può trovarsi ancora con col partner o può anche senza, con figli se ne ha, con figli fanno la loro vita e viene in qualche modo a mettere in discussione il ruolo sociale dell'anziano. Chi sono stato io, chi sono oggi e che cosa posso fare da questo momento in poi, considerando la mia età, considerando le mie risorse. E qui l'anziano è che va in crisi di identità, perché a qualsiasi età, in maniera consapevole o meno, prende piede che cosa? La consapevolezza di essere qui e ora puntati sul presente, ma su che cosa posso fare io. E perché a questo punto diventa il gioco un'alternativa che si innesca in questo momento? Meravigliosamente, perché il gioco ti dà tantissime illusioni. Innanzitutto ti pone l'illusione della sfida, perché quando tu giochi tu sfidi, vabbè, un mondo virtuale, l'ignoto, ma ti dà questo, tra virgolette, piacere di sfidare. Senza fatica fisica. Senza fatica fisica. E soprattutto ti aiuta a non pensare. A non pensare che cosa? Appunto, senza essere un astratto, a chi sono io, alla mia crisi, al mio dopolavoro da pensionato, alle mie condizioni familiari. Invece di prendere una pastiglia che mi può dare il medico di base, specialista che mi fa dormire o mi fa dimenticare i dolori, ammettendo che sia così semplicistica la cosa, mentre io gioco sto bene, perché non penso a chi realmente ha i miei problemi, che in qualche modo sono problemi che hanno anche un po' un risvolto di insolutezza, di insoluto. Un attimo solo, c'è una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi gentili ospiti. Da dove chiama? Sì, io mi chiamo Maurizio, chiamo dalla Riviera del Brenta. Sì. Volevo dirle,
che si fa molto bene a parlare che è un problema gravissimo, ma il fatto è che va preso a monte il problema, perché è una trasmissione che a qualcuno darà fastidio, che è presa diretta a Report, hanno parlato in una puntata proprio del problema del gioco, come anche nelle slot machine viene inserito un software, un algoritmo che induce la persona a continuare a perdere soldi, oppure la posizione della slot in un angolo con l'illuminazione adeguata induce la persona a giocare. Si sa che perderà, ma ci sono degli algoritmi, ma questo anche hanno fatto vedere nel caso del cellulare, quell'esperimento fatto dagli americani nel fine anni 40, in bianco e nero, un psicologo che induceva il piccione a andare nella casetta a prendere il miglio quando sentiva una sirena. Sì, infatti. Poi sente ancora la sirena, non trova il miglio e va ancora dentro. Cioè induce la persona, con questo esperimento, anche quelli di Google lo sanno benissimo, perché chi ha fondato Google non ha fatto solo informatica, ha studiato anche psicologia, per indurre le persone in determinati comportamenti. E darci la famosa ipnosi. È giusto che se ne parli, perché le persone poi, specie gli anziani, sono tra la crisi, tra la situazione brutta che stiamo vivendo, vanno sul gioco. Ma questo è approfittarne proprio della psicologia con dei meccanismi particolari che inducono sia le persone giovani e gli anziani a perdere soldi, all'illusione. Ma ci sono dei meccanismi che ci inducono le persone. Sono studiate queste cose. Adesso vediamo, sentiamo adesso cosa ne dice. È colpito il problema. Assolutamente. Perché le slot non vengono tolte. Grazie molto del suo intervento, molto gentile. Dottore, sì, ha toccato un elemento importante, e lì c'è la famosa ipnosi, perché ci sono dei meccanismi particolari. Ringrazio di questo intervento del signore. Brevemente due cose meritano di essere sottolineate. Una, che certamente c'è un ambiente esterno che può condizionare in maniera negativa, impellente, a un certo tipo di comportamento. Ma è da sottolineare che quando io entro nella dipendenza del gioco d'azzardo, a me giocatore non interessa minimamente vincere o perdere, a me interessa giocare. Questo è un problema grosso, che sembra un po' inconcepibile, difficile da capire, ma è chiaro che tu chiedi a qualsiasi giocatore perché giochi. E gioco perché spero di vincere, perché posso vincere, perché se vinco una grossa somma mi cambia la vita. Ma il giocatore interessa e ha bisogno di stare attaccato al gioco. Il fatto di vincere o perdere è di secondaria importanza, che poi, come diceva forse il signore, che c'è anche un piccolo risvolto psicologico, piccolo, rilevante, che nella dinamica del gioco chiaramente puoi anche vincere, perché nell'astuzia di questi meccanismi di gioco c'è anche la vincita. Ti danno il contentino per poi farti... Ma per farti restare lì, perché allora io dico, senti, adesso ho vinto, vuol dire che è possibile vincere, io continuo a giocare e posso vincere ancora. Ma il giocatore ha bisogno di staccarsi dal mondo, da se stesso e dagli altri, ed è importante che lui rimanga attaccato al gioco al di là della vincita e della perdita. Abbiamo anche, nel caso anche statistico, alcune vincite non indifferenti, che non sono state neanche mai riscosse. Cioè non interessa neanche. Guarda che hai vinto, a me interessa di passare lì, anche perché in questi ambienti dove non si vede fuori, non si vede il sole, non si vede la luce, sono studiati apposta, non c'è l'orologio, che ore sono, io notte e giorno rimango estraniato da tutto. Il fatto di vincere o perdere non mi interessa nulla. Poi chiaramente ci sono dei fattori, delle variabili ambientali che chiaramente possono in qualche modo istigare appunto al gioco. Diciamo che in qualche altra occasione nel nostro territorio veneziano, per esempio, abbiamo il casinò. Negli anni che furono c'era solo il casinò, la mamma, il tempio del gioco. Attualmente, oltre ai giochi online casalinghi, va bene, c'è tutta una rete sviluppata sul territorio, perché abbiamo un sacco di sale giochi, abbiamo i bar, le tabaccherie, dove c'è questa opportunità, questa offerta chiaramente che in qualche modo facilita
il giocatore ad accostarsi e in qualche modo a restare nel gioco, ma il giocatore ha bisogno di questi momenti proprio di fuga. Esatto, questo è importante. Lo mettiamo le slide, la seconda slide che ci fa vedere un attimo proprio le manifestazioni inerenti al gioco d'azzardo in cui si ribadisce proprio questo concetto. Il giocatore è ossessivamente assorbito dal pensiero del gioco, ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori, perché ovviamente questo è un altro fattore, tenta ripetutamente senza successo di smettere di giocare, ma poi in base a meccanismi psicologici che si innescano, come diceva il dottore, ci ricasca. E poi un aspetto psicologico, qui le chiedo che è la penultima slide, è irrequieto, irritabile quando interrompe anche per brevi periodi, cioè può essere un sintomo questo? Ma questo è chiaramente perché il gioco, che è definito appunto una dipendenza non chimica, nel senso che non prendo una sostanza, non assumo una sostanza o un farmaco o dell'altro, nel nostro organismo, nel nostro cervello si creano chiaramente delle sostanze, no? Dopamina famosa. Per cui è importante ricordare ancora una volta che la dipendenza da gioco non è caratterizzata solo nel momento in cui io gioco, che è dilatato nel tempo, c'è anche un prima e anche un dopo, perché appunto, come dico sempre, io so che questa sera alle 7 andrò a giocare, e le ore che anticipano questo mio accesso al gioco in qualche modo mi stanno lavorando. C'è diventa una motivazione di vita. E certo, è un obiettivo. Oggi ho l'obiettivo, sia ieri che domani, anche oggi, che io a quell'ora andrò a giocare in quel posto. Dove tra l'altro, ecco qui il concetto risvolto della solitudine, l'altro, le figure degli altri non ci sono, perché non vado in un mondo per socializzare, per comunicare, per mettermi a confronto con qualcuno, per avere anche dei conflitti con qualcuno. No. Che quindi è fatica. È faticoso, può avere anche un po' degli effetti collaterali. Ritorno in me stesso e in questo rapporto solitario con qualcuno che non mi metterò mai a confronto. Assolutamente, che poi è studiato proprio per, come diceva poi il telespettatore, sono meccanismi studiati perfettamente per creare questo sistema anche di dipendenza, che però poi la dipendenza fisiologicamente si ingenera. Attenzione, torniamo a parlare di questo, pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi. Poi parliamo di qui.